Eder. Mech. Pallister. Giallo di Arce, su Rai 2 a linea di confine l'Abruzzone evita il confronto e il contraddittorio con me. La paura fa 90. Spara le false cartucce, butta accuse infondate contro i mottolamiste a illazioni e forzature, stravolge i fatti adattandoli alle congetture e poi se la batte. 45 minuti alle congetture pendenti dell'impianto accusatorio, 8 minuti scarsi a me, 8 a Pino Rinaldi. Continua la propaganda dell'impianto accusatorio fallace, illogico e ingiusto. Io non lo guarderò negli occhi una volta perché non è degno di, per dire, come se non ci fosse, punto. Per me è meno di zero, non meno di zero, di più, perché è il responsabile diretto della fine di Liliana. No, io non ho mai pensato che fosse Sebastiano a uccidere Liliana. A farla uccidere probabilmente sì. Cioè lui sa chi è stato, lui sa tutto quello che è successo, secondo me, non può essere altrimenti. Ed è tranquillo per questo forse, perché avrà le prove che lui non c'entra. Lui, Sergio, gli ha detto già mesi fa, per non dire qualche anno fa, che sarebbe sempre ora che si voti la coscienza e racconti quello che è successo. Sergio crede anche le stesse cose che credo io, che Sebastiano sa tutto, in manovalanza, sicuro. Il movente riguarda esclusivamente Sebastiano, perché lui senza Lilli sarebbe rimasto solo. Probabilmente aveva i mezzi per sopravvivere a livello economico, ma con la pensione che aveva non poteva dire di avere tante entrate di extra per condurre la vita che conduceva, è chiaro. Anche se erano 1.500, anche 10.500 lui non poteva spenderli. Di Liliana lui era tranquillo che con quella pensione lei pagava l'affitto, le bollette, le pulizie della casa e lo manteneva. Ma non mi interessa di quello che né che dice né che fa Sebastiano. Dovrebbe interessare alla procura o comunque a chi ha in mano il caso, in parole povere, ecco. Perché in parole povere Lili, se è uscita da casa, se è uscita, il che è ancora con un punto di domanda, in casa è rimasta. Due cose, o è lei e allora ha fatto tutte le cose di cui tutti dicono, cioè è arrivata in piazza, ha proseguito un piffero, l'ha imbarcato qualcuno in macchina, bene che sia andato, bene che sia andato, cioè chi ha sposato la tesi del suicidio intendeva dire che lei ha proseguito perché lei è girata la capussera, non poteva essere, e ha fatto quel pezzo di via San Cirino dove c'è l'entrata del compreso ed è andata fin lassù a suicidarsi. Ma chi la conta? La mattina prima come 2 mattine prima. Ecco perché io sono convinto di quello che dico. Convinto per cui lei fino alle 8:20 era tranquillissima e dopo è cambiato qualcosa, bisogna sapere cosa. Il termine ultimo per lei di venire erano le 9:40. 9:30, 9:40, se no erano 9:10. Lei veniva a casa mia 9, 9:10, 9:20 era già tardi. Se veniva alle 9:20 vuol dire che lei era scappata sotto il naso 1:10 che è la linea autobus che passa sotto casa mia. E lei mi diceva, non avendo altro da fare, anche per sentirmi, diceva porca mi sei scappato sotto il naso alla 10, devo aspettare la prossima 10-12 minuti. E lei ti telefona. È successo più di una volta. Gli ultimi tempi della loro permanenza o diciamo vivere convivenza più giusto, eccolo, lui se ne fregava altamente del fatto che lei veniva con me. L'importante era che Liliana tornasse a casa, punto. Da anni un modus vivendi che andava bene a tutti e due, perché lei era libera di venire con me, nessuno rompeva le scatole, noi ci frequentavamo negli ultimi tempi di più che non prima, eccetera eccetera. Con la morte di mia moglie poi purtroppo, ma è successo, e sono cambiate le cose perché da quel momento in poi lei ha cominciato a fermarsi in casa mia, roba che prima non aveva mai fatto. Il fatto di vederci era senza remore, succedeva ma anche quasi ogni giorno. È stato per 30 anni o 40 anni, cioè io ho cominciato
a flirtare con lei che ero sposato con la prima moglie, per dire. Eravamo ancora troppo ai primi amori, ai primi tempi, ma soprattutto io la consideravo troppo giovane. Ogni volta che vado là non può non essere, perché se io penso, e questo fattaccio mi ha sconvolto e stravolto la vita e sono pronto a fare qualsiasi cosa per vendicare, non mettere in galera, vendicare, ho detto, Liliana. Io ci sarò. Io ho un ricordo vago perché l'abbiamo anche commentata obiettivamente. Mi dicono che cavolo diventa, che intenzioni pensi di avere, che cavolo, non è io me la sono letta e riletta quella lettera e me la sono ribattuta mettendo dentro il suo nome, l'ho messo io. La lettera non è originale, l'ho scritta al computer io, se non erro. L'ho riscritta io, perché erano giorni troppo maledetti purtroppo, perché prima la scomparsa, dopo il ritrovamento, eccetera, la lettera è venuta in mezzo, neanche ricordo esattamente il periodo, il giorno. A parte che fermo vedrò, chiederò a mia figlia di andare in cerca, ma credo di no, perché l'ho cambiato e votato già almeno un paio di volte da allora, in questi ultimi anni. Siamo qui al DJ Café di via Pirandello a Sassari, alle luci gialle, per chi conosce la zona così, per raccogliere firme a sostegno di una proposta di legge già depositata per l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta per il caso di Denise Pipitone, la bambina rapita a Mazzara del Vallo nel 2004. Ancora non si sa che fine ha fatto, dov'è questa bambina, cosa le è successo. Quindi noi facciamo parte di un'associazione riconosciuta, i bimbi scomparsi nel cuore, ci occupiamo anche di altre persone scomparse, diamo una mano, soprattutto siccome il presidente Antonino Pipitone, il padre della bambina scomparsa, ci occupiamo oggi di Denise. Queste firme verranno depositate alla Camera e al Senato a sostegno dell'attività che è già in corso, perché è già calendata il lavoro su questa proposta di legge. Abbiamo anche depositato 3 importanti e corpose relazioni investigative e criminologiche alla Procura di Marsala. Siccome sono relazioni importanti, una in particolare è stata redatta dalla dottoressa Delfino Pesce, la criminologa che è riuscita a far aprire il caso dell'omicidio efferato di Nada Cella. Si tratta di un lavoro importante e non abbiamo nessuna intenzione di farlo cadere nel niente. Noi non ci arrendiamo e quindi chiediamo anche l'aiuto e il sostegno dei cittadini. Badate bene che questa è la Garlasco siciliana. Sì, io sono Marisa Alagna, sono la moglie di Tony Pipitona e vicepresidente dell'associazione ai bimbi scomparsi nel cuore. Quella che ci tiene viva è la speranza che ci fa andare avanti, soprattutto mio marito che è cresciuto è papà di Denise, che è quello che per lui è una sofferenza continua da più di 20 anni, già da 24 anni, per lui è una sofferenza continua e quindi lui lotta sempre e non si arrenderà mai fino a quando non saprà cosa è successo realmente a sua figlia, la vera verità, non la verità di parte. È di Matteo Formenti, il bagnino 37enne scomparso nei giorni scorsi da Chiari, il corpo senza vita ritrovato questa mattina nelle campagne di Cologne. Per come è stato rinvenuto, l'ipotesi al momento più accreditata è quella di un gesto volontario. Si sarebbe tolto la vita. Lo scorso venerdì, Formenti si trovava regolarmente in servizio presso la piscina di Castrezzato, teatro della tragedia in cui ha perso la vita il piccolo Michael, un bambino di 4 anni originario di Rovato, caduto in vasca dopo essersi allontanato dal padre. Il bimbo è spirato 2 giorni dopo all'ospedale di Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Le indagini, coordinate dalla procura, avevano già portato all'iscrizione di Matteo Formenti nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo. Gli inquirenti stavano valutando l'ipotesi di un'omissione da parte del personale addetto alla sicurezza della struttura. Anche se formalmente non era ancora stato avvisato dell'indagine, Formenti avrebbe potuto intuire il proprio coinvolgimento, soprattutto dopo che i carabinieri avevano sequestrato il suo cellulare subito dopo i fatti. La conferma ufficiale del suo status di indagato sarebbe arrivata lunedì mattina,
Quando i militari si sono recati presso la sua abitazione per notificargli l'informazione di garanzia, atto che gli avrebbe consentito anche di nominare un avvocato per seguire gli sviluppi investigativi e in particolare l'autopsia sul corpo del piccolo. Ma Matteo in casa quel lunedì non c'era più. Delitto a Busto Arsizio, ucciso a coltellate il commerciante Davide Gorla. Nel tardo pomeriggio del 25 giugno, la centralissima via Milano di Busto Arsizio è stata teatro di un crimine efferato. Davide Gorla, 65 anni, è stato accoltellato all'interno del suo negozio Linea Continua, noto per la vendita di penne stilografiche e articoli regalo di pregio. Secondo le prime ricostruzioni, l'omicidio è avvenuto intorno alle 18. Il killer sarebbe entrato nel negozio urlando e avrebbe inferto diversi colpi mortali alla vittima. Gorla avrebbe reagito gridando «Cosa fai? Sei pazzo?», prima di crollare al suolo. Le urla hanno attirato l'attenzione dei commercianti vicini, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Polizia e sanitari sono arrivati in pochi minuti, ma per il commerciante non c'era più nulla da fare. Le indagini e la fuga dell'aggressore, gli agenti della Polizia di Stato, coordinati dalla procuratrice Flavia Salvatore, hanno raccolto numerose testimonianze. Alcuni presenti avrebbero visto l'assassino fuggire a piedi con il coltello ancora in mano. Al momento il killer è ancora irreperibile. Sono stati attivati posti di blocco in tutta la zona e la visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza pubbliche e private sta aiutando a restringere il cerchio. Movente ancora da chiarire. Le ipotesi al vaglio degli inquirenti sono diverse. Non sembra si tratti di una rapina finita male, dato che non mancherebbe nulla all'interno del negozio. Gli investigatori stanno esplorando la possibilità che tra vittima e aggressore vi fosse un legame preesistente, ma al momento non sono emerse motivazioni chiare. Chi era Davide Gorla? Originario di Castellanza, Davide Gorla era molto conosciuto e stimato in città. Dopo aver lavorato a lungo nel settore della gioielleria, in particolare nella storica Ceccuzzi, aveva deciso di aprire un'attività tutta sua, Linea Continua, specializzata in cartoleria di alto livello, penne da collezione, lampade di design e idee regalo. Sempre gentile e disponibile, era un volto familiare per i clienti e per i commercianti della zona. Le prossime mosse. Le forze dell'ordine stanno ora concentrando gli sforzi sull'identificazione del responsabile attraverso l'analisi dei video delle telecamere, la raccolta di testimonianze tra conoscenti, l'approfondimento di eventuali relazioni personali o professionali conflittuali. La comunità di Busto Arsizio è sconvolta. Il comune ha deciso di sospendere alcune iniziative pubbliche previste nei prossimi giorni come segno di rispetto e lutto. Chiunque abbia visto qualcosa o sia in possesso di informazioni utili è invitato a mettersi in contatto con le autorità. Le indagini sull'omicidio di Davide Gorla sembrano aver imboccato una direzione precisa. Gli inquirenti avrebbero già individuato un sospettato e lo stanno interrogando. L'uomo, la cui identità non è stata resa nota, avrebbe negato ogni coinvolgimento. Al momento non è chiaro se nei suoi confronti siano stati presi provvedimenti o se venga ascoltato come persona informata sui fatti. L'arma del delitto è il cambio di maglietta. Uno dei punti ancora da chiarire riguarda l'arma del delitto. Il coltello non è stato ritrovato. Si cerca di capire se l'assassino lo avesse portato con sé fin dall'inizio o se lo sia procurato una volta all'interno del negozio. Un altro dettaglio emerso dai filmati delle telecamere di sorveglianza è che l'assassino, subito dopo l'aggressione, si è cambiato la maglietta. Le immagini lo mostrano mentre estrae da una busta una t-shirt pulita, si cambia in fretta e ripone quella sporca di sangue, probabilmente nel tentativo di eludere le ricerche. Anche in questo caso resta da verificare se la maglia di ricambio fosse stata portata da casa o se fosse stata prelevata all'interno del negozio stesso. Falso allarme in serata. Alle 21 circa un intervento della polizia in via Milano ha fatto pensare a una svolta clamorosa. 2 volanti sono partite a sirene spiegate verso una segnalazione proveniente dall'ospedale. Era stato comunicato l'arrivo di una persona con ferite da arma da taglio. L'episodio ha fatto temere che potesse trattarsi del sospettato, magari ferito durante la colluttazione. Ma si è trattato di un falso allarme. La persona soccorsa era del tutto estranea al caso. Garlasco, atto 894, scoop al profumo di camera doppia e penne rosse. Che a Garlasco si sia consumato un delitto è noto.
Che si sia consumato pure il buon senso lo stiamo verificando a puntate settimanali. L'ultima arriva da un albergo del Trentino dove nell'agosto 2007 la famiglia Poggi, genitori, figlio e teoricamente amico del figlio, era in vacanza. Secondo quanto rilanciato dal settimanale Giallo, l'albergatore, che evidentemente conserva ricordi più precisi del codice fiscale, giura e spergiura. C'erano i genitori, camera matrimoniale, ma Marco e Biasibetti mai visti. E giù col titolo La vacanza fantasma dei Poggi. A smontare questa tesi complanare intervengono, con pazienza sovrumana, gli avvocati Tizzoni e compagna, portavoce legali della famiglia Poggi. Dispiace, scrivono, che la procura di Pavia non abbia ancora trovato il tempo di contrastare questa creatività narrativa dilagante, spacciata per giornalismo. In pratica anche Kafka si sarebbe sentito spaesato in questa fiera del paradosso. Secondo Giallo, nessun investigatore si sarebbe mai disturbato a chiedere al gestore dell'albergo chi c'era o non c'era. La circostanza pare decisiva. Per chi non si sa. Ma è sufficiente per lanciare la 13ª revisione popolare del delitto Poggi, con i soliti ingredienti: Biasibetti, oggi frate Marco Poggi, Andrea Sempio e naturalmente il pubblico eterno, condannato Alberto Stasi, sempre lì come una statuina del presepe che non sai se tenere o archiviare. Sempio, Bozzola e l'omertà che manco in Il Padrino. Come se non bastasse, torna a parlare Maurizio. Sì, quello del santuario della Bozzola, diventato ormai il punto di riferimento spirituale e investigativo delle apparizioni. Maurizio, con memoria da archivista vaticano, ricorda che tra il 2006 e il 2007 vide Chiara Poggi, Andrea Sempio, le gemelle K e Marco Poggi 2 o 3 volte al santuario. Mai, invece, avrebbe visto Alberto Stasi. Quindi, secondo logica garlaschese, se non c'era Stasi al santuario, forse c'era altrove? Peccato però che dopo aver condiviso la sua testimonianza in TV, il buon Maurizio sia stato preso a male parole da alcuni fedeli. L'eresia? Parlare con i giornalisti, in grado di far dire ciò che vogliono loro. Gli hanno persino detto che la sua testimonianza ha gettato discredito sul luogo di culto. In pratica, potevi pure aver visto la Sacra Famiglia, ma non dirlo in TV. La scena madre? La moglie di Maurizio, che registra parte dell'aggressione verbale, perché quando il delitto sfiora il teologico, scatta anche il podcast. La domanda delle domande: ma che succede al santuario? Maurizio, nel frattempo, ha messo tutto nero su bianco in una lettera inviata al procuratore Napoleone. Non per mitomania, ma perché, parole sue, era l'anniversario di Sant'Antonio da Padova e lui è molto devoto. Si chiama motivazione spirituale investigativa. E attenzione, perché Maurizio ha anche una sua teoria. L'anima di Chiara non è ancora in pace. E la verità, quella vera, sarebbe ancora sepolta sotto strati di amicizie e omissioni, camere d'albergo e improbabili scoop balneari. Nel frattempo Marco Poggi è stato sentito in procura a Mestre per evitare l'assedio mediatico. Andrea Sempio invece non si è presentato, ma Marco continua a ribadire: Andrea è mio amico e secondo me non c'entra nulla. Insomma, fratellanza, perdono e nuove piste. Anche se a furia di scavare si rischia di arrivare in Cina prima che a una nuova verità. Conclusione? A Garlasco il giallo è diventato un genere letterario e ogni settimana c'è un autore nuovo. Processo per il femminicidio di Alice Neri. La difesa di Mohammed Galul attacca le indagini. È stata una ringa serrata e profondamente critica quella pronunciata dall'avvocato Roberto Ghini, legale di Mohammed Galul, unico imputato per il femminicidio di Alice Neri, la giovane madre di 32 anni trovata carbonizzata all'interno della sua auto a Concordia il 18 novembre 2022. Nel corso dell'udienza davanti alla Corte d'Assise di Modena, Ghini ha puntato il dito contro le numerose lacune e omissioni che, secondo la difesa, avrebbero inficiato l'intera attività investigativa. Uno dei principali argomenti sollevati è stato il mancato accesso ai dati informatici della vittima. È gravissimo, ha dichiarato Ghini con fermezza, che la Procura non abbia provveduto ad acquisire, tramite rogatoria internazionale, i dati delle piattaforme di messaggistica e social network gestite dalla multinazionale Meta. Un'omissione che, a suo dire, avrebbe privato la difesa e l'intero processo di elementi potenzialmente decisivi. La richiesta di accesso a WhatsApp, Facebook e Instagram avrebbe infatti potuto fornire non solo l'orario preciso di invio dei messaggi e i destinatari, ma anche, nel caso dei social, i contenuti delle conversazioni. Una ricostruzione delle ultime ore di vita di Alice Neri
che, secondo l'avvocato, avrebbe potuto far emergere comunicazioni rilevanti con altre persone, diverse da Galul, e quindi aprire scenari alternativi rispetto alla versione sostenuta dalla procura. Ma questa rogatoria non è mai stata fatta, ha incalzato Gini, e adesso quei dati non sono più recuperabili. Un altro punto chiave dell'arringa ha riguardato le modalità dell'incendio della Ford Fiesta, all'interno della quale venne rinvenuto il corpo della giovane. La procura sostiene che le fiamme siano state appiccate usando benzina prelevata direttamente dal serbatoio dell'auto e successivamente alimentate con dell'olio combustibile contenuto in una tanica trovata nei pressi del veicolo, nella radura della Fossa di Concordia. Una ricostruzione che la difesa contesta apertamente. Ci sono elementi che non tornano, ha sottolineato Ghini, e che mettono seriamente in dubbio la dinamica ipotizzata dall'accusa. È stata costruita un'ipotesi partendo da un pregiudizio di colpevolezza, cercando conferme a una tesi predefinita. Per il legale, le indagini avrebbero seguito un approccio a imbuto, cioè indirizzato fin dall'inizio verso un solo sospettato, Galul, senza esplorare adeguatamente piste alternative. Una di queste piste riguarda il cosiddetto terzo uomo, ovvero un collega di Alice con cui lei avrebbe avuto una relazione. Nonostante le voci su questo legame, l'uomo non è mai stato formalmente indagato né sentito come possibile sospettato. È come se ci si fosse rifiutati di guardare altrove, ha detto Ghini, accontentandosi dell'apparente compatibilità tra Galul e una serie di indizi, senza voler approfondire altro. In definitiva, la ringa difensiva ha inteso sollevare forti dubbi sul lavoro investigativo della procura, che a detta di Ghini avrebbe mancato di equilibrio e completezza, compromettendo la possibilità di fare piena luce sulla tragica morte di Alice Neri. Un caso che resta per molti aspetti ancora aperto e attraversato da molte zone d'ombra. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.